La novità principale è che dalle parole si passa ai fatti e questo credo sia il miglior messaggio che possiamo dare, quindi abbiamo lavorato tanto in questi mesi, i territori ci hanno messo del loro, Jesolo ha portato avanti la voce che da 30 anni portano avanti le amministrazioni comunali e le categorie economiche, abbiamo trovato una forte disponibilità e volontà politica da parte della Regione e da parte degli assessorati di riferimento. Oggi presentiamo il DOCFAP, che è la soluzione che abbiamo pensato per la viabilità verso Cavallino nel territorio di Jesolo, quindi l'allargamento e il raddoppio di via Roma Destra e la sistemazione della intersezione con via La Bassa e via Mameli. Questo progetto, su cui bisognerà avere la forza e la volontà di andare avanti dopo la fattibilità economica per trovare appunto le risorse, si affianca agli altri fronti aperti, la via del mare che va avanti e su questo siamo ottimisti che si arrivi a breve alla soluzione, la bretella verso Cortellazzo, anche qui stiamo andando avanti, opera finanziata e pensiamo nel 2027 di cantierare, la bretella e variante alla statale 14 gestita da ANAS, ma anche gli interventi gestiti in loco dal Comune di Jesolo. Abbiamo finanziato parte di questi progetti mettendoci risorse importanti, 300.000 euro per Jesolo, perché siamo convinti che oltre a chiedere bisogna anche dare.